La Russia risulta il secondo paese al mondo per contagi, eppure denuncia una bassa mortalità. Così la stampa internazionale si interroga sui dati forniti dal governo. Ci riferisce da Mosca il corrispondente Sergio Paini. La Russia ha la guerra dei numeri. Il Cremlino è sospettato non solo dai medici vicini all'opposizione di nascondere o quantomeno manipolare i dati ufficiali dei decessi causati dal Covid. I conti non tornano, accusano New York Times e Financial Times. I morti sarebbero il 70% in più. Fake news, ribatte il Ministero degli Esteri russo, che esige una rettifica, altrimenti i due giornali stranieri rischiano l'accredito stampa. A far luce ci pensa il Ministero della Sanità di Mosca, città che da sola conta la maggioranza delle vittime a livello nazionale. Molti defunti con il coronavirus, oltre il 60%, non compaiono nelle liste dedicate perché dalle autopsie è emerso che erano morti per altre cause. Un criterio diverso da quello adottato per esempio in Italia, ma anche aggiungendo questa quota, il tasso di letalità qui resta relativamente basso. Questa settimana la Russia è balzata al secondo posto nel mondo, dietro soltanto agli Stati Uniti, per numero di contagiati, anche a causa dei tanti test effettuati, più di 6 milioni. Una campagna a tappeto che avrebbe permesso di tracciare e trattare per tempo i positivi conclamati, tra cui il premier Mishustin, ben 3 ministri e persino il portavoce di Putin. L'epidemia non fa sconti, ma il paese intanto riparte. Fabbriche e cantieri hanno riaperto perché, anche se contestati, valgono i numeri. Il valore di riproduzione del virus, R con 0, è sceso per la prima volta sotto l'1. Una giornata di preghiera